Ciao, benvenuto! Nel video di oggi ti voglio parlare degli accessori GoPro da avere assolutamente per fare le migliori riprese possibili durante un trekking. Il primo accessorio di cui ti voglio parlare, ed è quello che praticamente io uso quasi sempre, è il pole, quello che comunemente viene definito selfie stick. Questo accessorio è un must have, è perfetto per fare delle riprese di noi stessi mentre ci muoviamo nell'ambiente. Possiamo indirizzarlo verso di noi oppure possiamo tenerlo dietro di noi per inquadrarci, ad esempio tipo in terza persona come un follow me. Poi può essere utilizzato anche per inquadrare altre persone, magari che camminano davanti a noi, e va anche molto bene per fare delle panoramiche in cui, tenendo il bastone con entrambe le mani, riusciamo a stabilizzare davvero bene l'immagine. Le inquadrature che si possono fare col pole sono davvero molte, sta a te scoprire le migliori. Quando utilizzi questo accessorio presta attenzione all'angolo che dai alla GoPro. In caso di video puoi spingerti fino a circa 30 gradi, mentre nel caso delle fotografie o dei time-lapse mantieniti sui 45 gradi, perché così eviterai di inquadrare il bastone durante la scena. Eventualmente non fare come me, non prendere pole appariscenti, prendili di colore neutro, magari trasparenti, così anche se verranno inquadrati nell'immagine non daranno troppo disturbo. Il secondo accessorio che utilizzo spesso è l'head mount, la fascia per la testa. Questo risulta molto utile soprattutto in quei tratti di percorso magari un po' difficili dove bisogna restare concentrati ed è meglio avere le mani libere. Per cui si monta la GoPro sulla testa, lei inquadrerà quello che noi andremo a guardare, presta attenzione a non muovere la testa troppo rapidamente, altrimenti le immagini verranno troppo mosse. Restando comunque sulla testa, le immagini sono abbastanza stabili, non sono troppo tremolanti. È ovvio che è un tipo di ripresa che funziona bene quando stai facendo qualcosa di entusiasmante, quindi non lo so, stai scalando, stai affrontando un percorso attrezzato, oppure magari sei in cresta, il percorso è stretto, allora pieghi molto la GoPro, inquadri i piedi e avrai un perfetto angolo per mostrare il percorso entusiasmante che stai facendo. Non abusare troppo di questa inquadratura e ricordati sempre di avere un soggetto davanti a te. Effettuare delle inquadrature con la GoPro montata sulla testa e non avere alcun soggetto davanti alla lunga possono essere noiose, mentre se hai un tuo amico, un tuo compagno di escursione che cammina davanti a te, l'immagine sarà più dinamica e risulterà più appassionante. Simile all'head mount c'è il chesty, la pettorina, che viene spesso utilizzata nei video di mountain bike. Io personalmente non la utilizzo più di tanto in quanto l'inquadratura è simile a quella dell'head mount, però è fissa, dovrò girare il busto per mostrare quello che sto guardando, mentre con l'head mount mi basterà girare la testa. Inoltre il chesty è più ingombrante e è più scomodo quando devo indossarlo e toglierlo, soprattutto se devo togliermi o mettermi una maglia, oppure per togliere lo stesso chesty devo levare lo zaino e poi levare il chesty e poi rimettere lo zaino, per cui trovo più comodo usare l'head mount. L'ultimo accessorio fondamentale è il trepiede piccolino tipo GorillaPod. Questo è molto utile per fare riprese di te in terza persona. Appoggi la GoPro da qualche parte e tu passi camminando. È ovvio che ti costringe a camminare un po' di più del solito perché dovrai andare e tornare a recuperare la GoPro, però soprattutto se sei in spazi aperti puoi effettuare delle inquadrature che prendano una ampia parte di paesaggio e tu ci passi in mezzo. Inoltre la struttura del GorillaPod ti permette di adattare le gambe, appoggiarlo sui sassi oppure avvinghiarlo su un albero e utilizzare questo albero come sostegno. Il GorillaPod lo puoi anche utilizzare tipo un pole, per cui ti garantirà una minima estensione rispetto al tuo braccio e magari se devi effettuare dei vlog o parlare o c'è un tratto interessante e non hai voglia di cambiare l'accessorio, potrai utilizzare questo come piccola estensione rispetto al tuo braccio. Bene, questi erano i 3 accessori assolutamente da avere in ogni uscita trekking. Poi ci sono tutta un'altra serie di accessori che possono essere portati per effettuare delle inquadrature magari insolite. Uno di questi, e che io ho utilizzato un paio di volte, è una pinza di questo tipo.
quindi questa si può utilizzare per, ad esempio io la utilizzo sullo spallaccio dello zaino, la infilo, poi mi mantiene la GoPro sullo spallaccio, questo può ruotare e quindi si può aggiustare l'inquadratura nel migliore dei modi. Inoltre questo è comunque comodo da utilizzare come base, ad esempio per fare i timelapse. Questo si appoggia, poi si può un po' regolare, ovviamente è meglio utilizzare il treppiede per il timelapse, ma in caso di necessità anche questo può tornare utile. Questo ad esempio l'ho utilizzato una volta con le ciaspole, l'ho agganciato ad una ciaspola per un paio di secondi di un'inquadratura davvero particolare. Un altro accessorio che può essere interessante soprattutto in caso di arrampicata o ferrata può essere l'aggancio da braccio o da mano. Questo si può indossare in questo modo, la GoPro resta sopra e magari io vado a prendere qualcosa al cavo, una scaletta, una roccia. Anche in questo caso saranno filmati di pochi secondi che però andranno a dare un valore aggiunto al tuo video. Durante i tuoi video di trekking potresti trovarti davanti a scene interessanti per cui deciderai di fare un timelapse. Il treppiede torna molto utile col timelapse, ma ti ricordo anche che esistono dei timer che ruotano e che permettono di creare dei timelapse in movimento. Questi accessori, che vada dal DJI che si fa con il timer dell'IKEA oppure a quelli un po' più professionali che permettono di decidere il tempo e la direzione di rotazione, sono comunque oggetti piccolini che non ingombrano e che pesano poco, per cui te li puoi portare dietro, li tieni nello zaino, poi se effettivamente lo usi bene, altrimenti non ti ha portato via troppo peso o troppo spazio. Infine, in caso di percorso attrezzato ferrata e quindi se utilizzi il caschetto, puoi utilizzare il classico aggancio da caschetto. Lo puoi mettere in posizione frontale proprio sulla testa, oppure lo puoi spostare in posizione laterale utilizzando un aggancio a L. Quello in posizione laterale garantisce un'immagine un po' più interessante in quanto prende anche una parte di faccia, per cui le immagini sono un po' più appassionanti. Ebbene, e questi erano quegli accessori un po' particolari che possono darti qualche inquadratura diversa dal solito. Infine ti voglio parlare di due attrezzi, diciamo, che possono far fare un salto di qualità maggiore ai video. Il primo è sicuramente il gimbal. È vero che utilizzare un gimbal in natura non è semplice, è comunque un oggetto elettronico che può essere anche un po' fragile, va trattato bene, occupa spazio e soprattutto ha bisogno di batterie, per cui bisogna portare con sé ulteriori batterie, oltre a quelle classiche, che ne so, della macchina fotografica della GoPro e magari della pila frontale, quindi iniziamo ad avere molte batterie. Inoltre non tutti sono impermeabili, bisogna stare attenti che non prendano colpi, però effettivamente qualcosa che stabilizzi l'immagine renderà i nostri video di qualità davvero superiore. L'ultimo attrezzo è il drone. Il drone permette di effettivamente fare riprese davvero speciali e entusiasmanti. Ne esistono ormai di droni davvero piccoli che pesano pochissimo, occupano pochissimo spazio, che quindi puoi mettere nello zaino, magari utilizzi uno zaino un po' più grandino, te li porti dietro, non pesano, non ingombrano più di tanto. Se il drone garantisce immagini spettacolari, come ti dicevo, ovviamente ha dei problemi, tra cui le batterie, l'ingombro, e comunque è un oggetto delicato che potrebbe avere dei problemi, ad esempio in alta quota in montagna in caso di vento o di cattivo tempo, come può essere nebbia o nuvole basse. Ovviamente se deciderai di portare dietro il drone dovrai valutare bene caso per caso. Un aspetto interessante del drone potrebbe essere ad esempio un cammino in cresta o in una radura, si potrebbe utilizzare la funzione Follow Me per effettuare delle panoramiche mentre noi camminiamo. Insomma, il drone ti dà davvero molte possibilità di ripresa e quindi ti garantisce dei video molto dinamici, a patto di avere un po' di più peso, più attenzione e meno spazio nello zaino. Ok, allora abbiamo visto nella prima parte gli accessori da avere, poi nella seconda quelli un po' particolari e nella terza quelli che effettivamente ti farebbero fare il salto di qualità. Dalla mia esperienza ti posso dire che con i primi 3 accessori che ho nominato si riescono a fare dei video davvero interessanti, basta stare un attimino attenti alle inquadrature, variarle spesso, registrare
almeno a 60 frame, così si riescono a fare dei rallenti e la camminata risulta un po' più fluida e meno scattosa. E soprattutto presta attenzione a quando cammini, se stai registrando cammina un po' più piano, evita i tratti troppo disestati e se inquadri davanti a te mi raccomando sempre un soggetto, perché è quello che darà un po' più di dinamicità alla scena. Se inquadri davanti a te e non hai nessuno e magari il panorama non è neanche granché, il video risulterà noioso e stuferà molto presto. Bene, questi erano i miei consigli per girare dei video il più belli possibili in montagna tramite la GoPro o le Action Cam. Tutti gli attacchi e gli accessori di cui ti ho parlato li metterò sotto in descrizione, metterò una lista così potrai trovarli. Se mi sono dimenticato qualcosa, se tu utilizzi qualcos'altro, se hai qualche tecnica particolare, scrivimelo sotto nei commenti che così ne parliamo un po'. Io spero che questo video ti sia piaciuto e ti possa essere utile. Io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!